Eder. Mech. Pallister. E ci sono ancora novità sul caso di Liliana Resinovic, perché Claudio Sterpin dice di essere pronto a presentare un esposto per chiedere che venga approfondito l'operato della Procura di Trieste nelle primissime fasi dell'inchiesta. Il punto per lui è semplice e pesante: errori grossolani commessi all'inizio avrebbero condizionato tutto quello che è venuto dopo. Sterpin torna anche su un dettaglio ormai noto: durante l'esame del corpo non sarebbe stata rilevata la temperatura corporea, elemento che in medicina legale serve proprio a orientare i tempi e dinamiche del decesso. Sempre secondo la sua ricostruzione, un medico legale si sarebbe avvicinato alla salma senza cuffia protettiva e avrebbe contaminato il corpo con i propri capelli. A questo si aggiunge pure Vittorio Fineschi, consulente di parte della famiglia, che richiama l'esigenza di limitare il più possibile ogni rischio di contaminazione sul posto. E poi c'è la questione telefoni. Per Sterpin il sequestro sarebbe arrivato troppo tardi. Si parla di dispositivi infatti sequestrati solo il 20 giugno 2023, quindi molto tempo dopo la scomparsa e dopo il ritrovamento del corpo, con tutto quello che comporta questo sul piano dei dati, quindi cancellazioni e sovrascritture, cambi di telefoni, intercorsi dal momento della sparizione al momento della confisca. Su questo punto si ricostruisce che la squadra mobile avrebbe sequestrato i cellulari di Sebastiano Visentini e Sterpin solo dopo indicazioni del GIP e nuove attività disposte nell'indagine. E qui rientra anche il discorso del telefono mancante o comunque non più nelle stesse condizioni. Sterpin sostiene che Visentini non fosse più in possesso del cellulare dell'epoca perché lo avrebbe formattato e poi regalato alla Calabrese, che lo avrebbe infine consegnato agli inquirenti solo nel settembre 2023. L'idea è chiara: se un dispositivo viene azzerato e passa di mano, recuperare qualcosa di davvero utile diventa una corsa ad ostacoli. Il tema di fondo resta però quello del medico legale, perché lì si gioca la partita più grossa: suicidio o omicidio. Viene citato un dialogo registrato al momento del ritrovamento con un riferimento a un suicidio a Gabrovizza, che nel modo in cui viene raccontato fa passare l'idea che anche su Liliana si fosse già impostato mentalmente la pista, si è tolta la vita. E infatti la prima consulenza avrebbe escluso azioni lesive di terzi e ricondotto varie lesioni a una caduta o a urti contro rami o alberi. E quindi Claudio Sterpin ribatte con un'osservazione concreta: se davvero fosse caduta nel bosco, almeno le ginocchia dovrebbero essere sporche, mentre lui sostiene che il corpo fosse assolutamente pulito. La svolta vera è affidata a Cristina Cattaneo. È da lì che escono traumi sul volto distribuiti in modo asimmetrico, quindi incompatibili con una semplice caduta. È un quadro che suggerisce l'intervento di una terza persona. In più, si cita la frattura della vertebra T2 come compatibile con una torsione anomala del busto durante il soffocamento. È su questo tipo di elementi che la Procura già nel 2025 aveva parlato della necessità di una rivalutazione profonda del procedimento intero. Un altro punto che ci fa capire perché Sterpin oggi alza ulteriormente il tiro è quello che la Corte di Cassazione a fine 2025 ha respinto un ricorso di Visintin legato a ulteriori accertamenti con condanna al pagamento di un'ammenda di circa 3.000 euro. Quindi da un lato la pista omicidio è tornata forte dopo la superperizia, dall'altro sul piano delle richieste difensive non tutto sta passando. E in mezzo ci sono le critiche sulle primissime mosse investigative ed è lì che Sterpin vuole colpire con l'esposto, non solo chi è stato, ma anche che cosa è stato fatto o non fatto quando contava di più. E infine aggiungiamo un'altra informazione molto interessante: il PM nella ricostruzione dei fatti, in relazione alle celle telefoniche e all'orologio rosa, ha basato alcuni lavori su 2 miei video. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.